Il concetto di bioeconomia nella nostra esperienza imprenditoriale, che è giunta alla quarta generazione, è un concetto che ha sempre avuto un ruolo centrale, a partire dalla materia prima che utilizziamo per produrre la grappa, il distillato di bandiera italiano, che è la vinaccia. Quindi una vinaccia che ha già dato il vino, ma ha ancora una ricchezza infinita di aromi da poter dare. Ed ecco quindi l'abilità, il fascino, l'impegno e la continua innovazione nella ricerca della perfezione nelle caratteristiche del distillato. Ma parallelamente a questo abbiamo sempre lavorato in un'ottica di economia circolare, che nel nostro caso è economia circolare nativa, bioeconomia, proprio per il fatto che dopo l'ottenimento del distillato ci siamo sempre concentrati nel valorizzare tutto quello che resta della vinaccia, quindi i semi per far l'olio, piuttosto che le bucce per, già negli anni 60, utilizzarle in caldaia per ottenere il vapore necessario per distillare, evitando l'utilizzo di combustibili fossili, ancora le buccette che possono diventare integratori per i mangimi animali perché sono cellulosa, e ancora la possibilità, attraverso un particolare lavaggio della vinaccia, di ottenere il tartrato di calcio, che è un sale prezioso da cui si ottiene l'acido tartarico naturale, che è un correttore d'acidità particolarmente utile nell'industria enologica e che viene utilizzato anche nell'industria conserviera alimentare. Ma ancora possiamo andare oltre, pensando anche a tutti i residui del processo produttivo che vengono valorizzati per produrre energia e quindi per poter contribuire all'utilizzo sia a livello di stabilimento, ai fabbisogni energetici, sia per arrivare a forme più evolute. E nel 2023 ad aprile abbiamo inaugurato l'impianto di produzione di biometano, che ci consente appunto di ottenere dai residui un combustibile di natura non fossile, in questo caso, che sappiamo quanto è prezioso perché la storia ce l'ha insegnato, e che va direttamente immesso in rete di consumo, contribuendo alla decarbonizzazione dei consumi corrispondente a circa il fabbisogno annuo di 3.000 famiglie.